Denunciata per lesioni la minorenne che ha coltellato l'ex fidanzatino 17enne a Salgareda, sullo sfondo la diffusione di alcune foto intime. Appello del sindaco: si faccia chiarezza, gesti così possono uccidere. Lutto cittadino a Roncade il giorno del funerale del piccolo Carlo. Ci sarà anche una rappresentanza dell'amministrazione comunale di Cavallino Treporti. Il sindaco Donadella ha incontrato la mamma del bambino. Rientrerà entro l'inizio della prossima settimana a Musile di Piave la salma del piccolo Arian, morto a 10 mesi durante una vacanza in Turchia. Gara di solidarietà per sostenere le spese del rimpatrio. Insulti e body shaming al presidente provinciale di Fratelli d'Italia Claudio Borgia. In un post raccoglie gli attacchi e invita chi subisce ad affrontare gli hater. Via Campania, San Liberale, le fototrappole non perdonano. Secondo Ecovandalo, pizzicato in poche ore non è finita qui. Multa da 400 euro a un 27enne. E a Parra di Soligo si susseguono gli avvistamenti del lupo, sale l'allerta con il sindaco che lancia un out-out. Bisogna decidere se spostarli o abbatterli. A parlare anche la proprietaria del cagnolino sbranato. Vigilia di Ferragosto con un occhio al traffico e all'allarme di disagio fisico per il gran caldo. Le raccomandazioni per chi andrà al Piave o sul Montello. Bentrovati, buonasera telespettatrici e telespettatori di Antenna 3, la cronaca in primo piano con gli sviluppi dell'aggressione shock che si è registrata ieri sera a Salgareda e che vi abbiamo raccontato praticamente in presa diretta. Ebbene, la 17enne che ha ferito accoltellandolo l'ex fidanzatino è indagata e accusata formalmente di lesioni personali, anche se si trova in stato di libertà. Migliorano le condizioni invece del 17enne residente a Ceggia. Entrambi sono di origini nordafricane. Sullo sfondo sembra confermato la diffusione di alcune foto intime, foto hot. I carabinieri stanno sentendo testimoni e passando la videosorveglianza sia pubblica che privata a setaccio, e ci sono anche le parole del sindaco: si faccia chiarezza, gesti così possono uccidere. Vorrei che veramente carabinieri e magistratura vadano a fondo della situazione. Se questa ragazzina è stata aiutata da qualcuno, che si venga a sapere chi è stato, cosa è successo. Spero che il ragazzo stia meglio, ovviamente, e che parli, soprattutto dica quello che è successo, che venga fuori la verità. Ecco, questo è importante. Chiede si faccia chiarezza il prima possibile Andrea Favaretto, sindaco di una comunità preoccupata e sconvolta per l'aggressione che si è consumata nel piccolo parco pubblico di Via Soldati, dove una ragazza minorenne residente in zona ha accoltellato l'ex fidanzatino 17enne di Ceggia nel Veneziano, entrambi di origini nordafricane. Il ragazzo è ufficialmente fuori pericolo dopo attimi di spavento e il trasporto d'urgenza con elicottero al Cafoncello. Se la caverà in 2 settimane o poco più, mentre lei ora è accusata di lesioni personali, seppure in stato di libertà, con i carabinieri che stanno procedendo accanto alla procura dei minori. Quanto al movente, la ragazzina avrebbe reagito alla diffusione di alcune sue foto intime da parte del 17enne, scatti proibiti che non dovevano essere divulgati. Anche per questo non si possono escludere ulteriori conseguenze legali. Siamo molto preoccupati per questi ragazzi che risolvono le loro questioni in modo così cruento e violento, e addirittura con il pericolo anche di poter uccidere qualcuno. Ecco. Resta da capire se i due si fossero dati appuntamento o se ci sia stata una sorta di spedizione punitiva con la ragazza supportata da qualche amico o conoscente dei complici. Insomma, quello che è certo è che i due ragazzini non fossero soli. Le nostre telecamere poco dopo l'aggressione hanno catturato un confronto accesissimo tra giovanissimi davanti il municipio, a pochi passi proprio da Via Soldati. Si parla di carabinieri e di una sedia scagliata. Non avevamo ragione noi perché lei ha fatto la sedia. Insomma, c'è un mosaico da ricostruire. Anche per questo si stanno ascoltando possibili testimoni. Un ulteriore aiuto potrebbe arrivare dalla videosorveglianza pubblica e privata presente nel cuore di Salgareda. Intanto dal sindaco parte un appello più in generale. Abbiamo bisogno di grande collaborazione da parte delle famiglie, i genitori che siano molto presenti, che aiutino questi ragazzi.
E nel parco a Salgareda al momento dell'aggressione c'erano diversi ragazzi, alcuni sono scappati, insomma c'è stato un fuggi-fuggi, così racconta il testimone che ha soccorso il 17enne ferito. Intanto in paese inevitabilmente c'è preoccupazione. Mi dispiace che succeda questa roba qua perché io sto qua, ho mio figlio e quindi di conseguenza ho sempre magari paura a mandarlo fuori perché succede qualcosa. Gli dico sempre guarda che questo è l'orario perché non si sa mai cosa può capitare purtroppo. Ci sono inquietudini e tanti interrogativi a Salgareda dopo l'accoltellamento al parco di un 17enne con una minorenne denunciata per lesioni, anche se all'indomani con il miglioramento del quadro clinico si può tirare un collettivo sospiro di sollievo. Resta una serata concitata, mentre in via Soldati si registrava l'aggressione nel campo dietro al municipio usato per far atterrare l'elicottero del su M118, andava in scena la festa dei popoli, da capire se alcuni dei giovani protagonisti della vicenda siano partiti da qui. Di sicuro il trambusto è stato avvertito. Sul posto, al momento dei soccorsi, c'erano anche i genitori del ragazzo ferito. È arrivato sì la mamma, il fratello, altri anche sono arrivati a parlare. L'altra faccia di questa storia è l'altruismo dimostrato da Simone, giovane uomo che ha soccorso il 17enne, se lo è ritrovato sanguinante davanti il cancello di casa. L'abbiamo aiutato con quello che c'era la possibilità, abbiamo chiamato 112, sono arrivati tutti quanti a dare l'assistenza. Io l'ho trovato qua davanti alla porta. Davanti al tuo cancello? Sì. Quindi tu l'hai trovato davanti al tuo cancello, poi lo avete soccorso, lo avete disteso là per prestargli le prime cure? Sì. Sono rimasti i 2 ragazzi dei suoi amici e basta, gli altri sono scappati. Insomma, il fuggi-fuggi, ma per Simone in quel momento altre sono state le priorità. Gli ho portato gli asciugamani per coprire, per tamponare le ferite e abbiamo aspettato che arriva il soccorso per dare la mano. Dopo è passato suo papà che ci ha ringraziato, che le abbiamo passato il papà dato la mano, sì, e ci aveva detto che non è anche del posto, non capiva come poteva succedere proprio. La tragedia del piccolo Carlo nel giorno dei funerali, quando saranno fissati, il comune di Roncada è pronto a indire il lutto cittadino e ci sarà anche una rappresentanza del comune di Cavallino Treporti dove è avvenuto il dramma. Tra l'altro il sindaco di Roncade, Donadella, ha incontrato la mamma del bimbo. La magistratura farà il suo corso, probabilmente il fascicolo rimarrà aperto a carico di ignoti per permettere che siano conclusi tutti gli accertamenti e le indagini del caso. Sul tavolo del pubblico ministero sono arrivati già i verbali e le testimonianze raccolte subito dopo la tragedia dagli uomini delle forze dell'ordine e dalla Capitaneria di Porto. Sono stati ascoltati come persone informate dei fatti quanti erano lì in quel momento quando la mamma di Carlo ha iniziato ad urlare. In queste ore la ricostruzione anche con le dichiarazioni della donna di quei tragici momenti. Intanto a Roncade il comune è stato sommerso di messaggi e telefonate di cittadini che hanno voluto dimostrare la loro vicinanza alla famiglia. Il sindaco nelle scorse ore è andato a casa di mamma Dana per portare il sostegno dell'amministrazione comunale. La mamma è forte, la mamma sta reagendo, ovviamente queste sono ore e momenti difficili, la mamma chiede di poter stare tranquilla. La famiglia attende il nulla osta della magistratura per poter fissare il giorno per l'ultimo saluto al piccolo Carlo. A Roncade sarà proclamato il lutto cittadino. Lutto cittadino nel giorno del funerale era il minimo che potessimo fare per far sentire quella che è la vicinanza della nostra comunità ai genitori, alla famiglia, e mi sono sentito che con il sindaco di Cavallino Treporti quel giorno lì ci sarà anche una rappresentanza dell'amministrazione del comune di Cavallino. 2 comunità unite in un unico abbraccio verso la famiglia colpita così duramente. Continua il pellegrinaggio lungo questa barriera di scogli. Qualche bambino ha lasciato un peluche, altri un giocattolino. Sono passati dei giorni, ma l'aria che si respira rimane quella di una tristezza infinita. Carlo era arrivato lì per trascorrere una giornata in allegria, il mare, i giochi, le onde. Quelle onde che se lo sono portato via davanti agli occhi disperati della mamma.
Io purtroppo devo darvi un aggiornamento che riguarda una tragedia analoga per certi versi, un bambino che è morto annegato a 12 anni durante la gita in barca sul lago di Molveno. Siamo in provincia di Trento. Fino a poco fa, insomma, c'era qualche flebbilissima speranza, ora non più, e purtroppo dobbiamo darvi conto dell'ennesima vittima. L'incidente è accaduto nella giornata appunto di oggi. Secondo una primissima ricostruzione, il 12enne si trovava insieme ai genitori residenti a Vicenza e altre persone durante una gita sul lago appunto di Molveno. Quando però la barca è rientrata agli ormeggi, i familiari si sono accorti che il bambino non era più a bordo e hanno lanciato l'allarme. Sono immediatamente scattate le ricerche di questo 12enne, che è stato recuperato dopo circa un'ora dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Le condizioni del bimbo sono subito apparse gravissime fino appunto all'epilogo di questi minuti. E ora torniamo a parlare dell'auto finita nel Sile a Jesolo domenica scorsa. Oggi il sindaco Christopher De Zotti, il sindaco di Jesolo, ha consegnato un encomio ai 3 cittadini che hanno tentato di salvare il piccolo di 5 anni prima dell'arrivo di sommozzatori dei vigili del fuoco. Senza esitazione si sono buttati nel Sile per tentare di raggiungere il piccolo rimasto intrappolato nel seggiolino dell'auto finita in acqua. Sono Lotfi Kakrud, cuoco di origine tunisina residente a Mestre, il turista tedesco Marco Gambella di Norimberga, che si era fermato al volante della sua auto, e Giorgio Pigatto, turista di Verona in ferie a Jesolo. Ci hanno provato, ma l'acqua era torbida e la vettura si era inabissata per oltre 3 metri. Quando sono arrivati i vigili del fuoco di Jesolo, i 3 hanno indicato il punto esatto in cui si trovava. Anche i pompieri di Jesolo si sono immersi con loro, ma solo la squadra di sommozzatori di Venezia, calati dall'elicottero con il vericello, hanno potuto raggiungere l'auto e liberare il piccolo, che è rimasto immerso in acqua per circa 20 minuti. È stato rianimato recuperando il battito cardiaco e ritrasportato a Padova, dove le sue condizioni sono tuttora molto gravi. Intanto il comune di Villorba è una pagina davvero straziante per certi versi, fatta di tragedie. Anche Sfiorata ha deciso di assegnare un riconoscimento al medico sociale del Villorba Rugby Pierpaolo Serena e ai giocatori Alvise Bavaresco e Dennis Silva per aver evitato gravi conseguenze a una bambina di appena 16 giorni in pericolo di vita sulla spiaggia di Cortellazzo a Jesolo. Un'azione che testimonia come lo spirito di squadra, la lucidità e il senso di responsabilità civile possano manifestarsi con forza anche fuori dal campo da gioco, dicono dal comune. Per questo il sindaco Francesco Soligo conferirà a medico e rugbisti un riconoscimento ufficiale al merito durante il prossimo Consiglio Comunale. A nome di tutta la comunità esprimo un sentito grazie a questi veri e propri eroi, ha concluso il sindaco Soligo. E rientrerà entro l'inizio della prossima settimana in Italia Musile di Piave la salma del piccolo Arian, morto a 10 mesi durante una vacanza in Turchia con i genitori. Si è innescata una vera e propria gara di solidarietà. È stato il cuore di un'intera comunità a muovere le pratiche e coprire le spese per riportare a casa a Musile di Piave il piccolo Arian Roman, il bimbo di appena 10 mesi morto il 13 agosto in Turchia durante una vacanza con la mamma Roxana, il papà Bogdan e il fratellino maggiore di 6 anni, mentre si trovava nella località balneare di Lara, in Antalya. Pare che ci fossero dei rallentamenti proprio dovuti al consolato turco nella predisposizione del passaporto mortuario. Stamattina ho sentito anche con l'anagrafe mia e anche con quella di San Donà, perché la famiglia era proveniente da San Donà, quindi hanno probabilmente sentito anche quell'altra anagrafe, e la situazione è in via di risoluzione, quindi il bambino non potrà rientrare questa sera con i genitori e con l'altro fratellino, ma mi dicono che alla volta di lunedì, martedì dovrebbero riuscire a rimpatriarlo. Sindaco, lei ha sentito proprio poche ore fa la mamma che si trova ancora in Turchia. Sì, l'ho sentita ieri sera quando ho preso la notizia, appunto mi hanno avvisato che era successa questa tragedia e la famiglia aveva delle difficoltà per la predisposizione delle pratiche necessarie al rimpatrio della salma, e quindi ho chiamato la mamma del bambino innanzitutto per portargli il cordoglio e le condoglianze della comunità musilense a cui loro appartenevano, e anche per cercare di essere d'aiuto in questa circostanza. Arian, grandi occhi azzurri e un sorriso che si apriva sul mondo.
Il suo cuoricino ha smesso di battere dopo un malore improvviso. Prima le chiazze violacee sul volto, il colorito cambiato in seguito ad un collasso dovuto a cosa? Ancora non si sa. Delle chiazze, adesso non so l'origine e la causa di queste macchie, di queste chiazze, ma chi lo sa, magari potrà essere un'allergia, insomma sentiremo, so che hanno fatto l'autopsia e quindi capiremo quali sono state le cause. I soccorsi allertati immediatamente, ma parrebbe giunti in ritardo, così dalle dichiarazioni della mamma Roxana al telefono dopo la tragedia con il sindaco Silvia Susanna. Diciamo che quello che più ha colpito è che c'è stato, da quello che ha detto la madre, un ritardo del soccorso a questo bambino. I primi a soccorrere sono stati infatti altri turisti che erano lì nella struttura alberghiera dove si trovavano. La morte del piccolo dichiarata in ospedale dopo il trasferimento in ambulanza. Ora Musile, con la comunità di San Donà, dove la famiglia risiedeva fino a pochi mesi fa, attende in silenzio il ritorno di Arian per l'ultimo saluto che le comunità daranno a quel piccolo grande sorriso spezzato troppo presto. A San Vendemiano l'ultimo saluto a Mattia Saccone, 20 anni, che ha perso la vita mentre era in sella alla sua moto, in centinaia davvero per l'addio. Quello che si nota all'arrivo nella chiesa parrocchiale di San Vendemiano il giorno dei funerali di Mattia Saccone, 20 anni, è il colpo d'occhio sul mare di gente arrivata per dargli l'ultimo saluto. Tanti gli amici rimasti fuori dalla chiesa gremita, dove erano i fiori sgargianti adagiati sulla bara di Mattia a farlo sentire più vicino. Una cerimonia silenziosa, come hanno voluto i genitori Doris e Michele. Nessuna moto, nessun rombo di motori, pur essendo la sua grande passione. Ed è nell'omelia che Don Marco ha voluto ricordarla. Storgere la cosa più importante che i genitori attendono, e cioè che una passione e il proprio sogno possa diventare il senso della vita e dare così pienezza ad ogni cosa. Il gusto per i motori, la chimica della benzina che diventa energia e movimento, fascino di libertà e potenza mescolate insieme. In centinaia tra i banchi per Mattia, tanti compaesani e dipendenti dell'azienda del padre, la M3, conosciuto maglificio della zona, a rendergli omaggio. Tutti a salutare Sacco o Giorgio, come si chiamava sui social, come era conosciuto dagli amici. Noi abbiamo visto la bellezza di Mattia attraverso la sua passione. Abbiamo sempre voluto bene, tutti. Ora a Paese per una notizia di cronaca, e a riferircela di fatto è il sindaco Katia Uberti, lo ha fatto poco fa sui social, assicurato al carcere, titolo un soggetto aggressivo e pericoloso che da un po' di tempo sta creando a Paese problemi di ordine pubblico a cittadini ed esercizi pubblici. Questo soggetto è stato finalmente bloccato e portato in carcere a Treviso, queste le parole del primo cittadino. Durante le concitate fasi un carabiniere è stato anche colpito al volto. Grazie all'arma dei carabinieri che in collaborazione con la polizia locale ha controllato la situazione e valutato il momento opportuno per agire nei confronti dell'uomo. Quindi sul suo profilo social Facebook Katia Uberti ci dà una notizia: c'è stata appunto questa colluttazione con un carabiniere. Questo soggetto, che è noto alle cronache, è stato quindi portato in carcere. Scrive ancora Uberti: un sentito ringraziamento a nome della comunità e carabinieri della caserma di Paese, un elogio al loro operato quotidiano volto a tutelare la nostra sicurezza. La politica ora, ma non solo la politica, una questione forse più profonda, e a porla è il presidente provinciale di Fratelli d'Italia Claudio Borgia, che è vittima sui social di insulti e body shaming. In un post Borgia dice di fatto basta, raccoglie gli attacchi e invita chi subisce ad affrontare a viso aperto gli hater. In Veneto c'è una bellissima parola che li distingue, che è appunto porigrami. Questi sono: sei grasso, fai schifo, ma il palco regge? Sono solo alcuni degli attacchi ricevuti dal presidente provinciale di Fratelli d'Italia, Claudio Borgia. Ne ha raccolti alcuni, evidenziandoli in un post che ha un obiettivo preciso: dare voce alle tante persone che purtroppo sono vittima di bullismo. Questo post nasce
da una discussione che ho avuto con qualche genitore, con qualche amico di famiglia che mi ha raccontato che in particolare una famiglia ha insomma una ragazza, una figlia che insomma si è rinchiusa in casa perché è stata presa in giro per il suo aspetto fisico, no? Per cercare di dare coraggio e insomma di spiegare che bisogna cercare di superare insomma questi commenti negativi, che bisogna, come dire, non dare retta agli haters, ai bulli. Attacchi che nulla hanno a che fare con la politica, nessun odio, nessun rancore da parte del leader meloniano della Marca, ma la consapevolezza che insulti di questo tipo vengono rivolti anche a chi non ha una posizione pubblica e di potere. Gli insulti sono sempre gratuiti e a me lo fanno perché ovviamente quando non hanno argomenti attaccano sul personale, però io devo dire la verità, ho una scorza molto, come dire, importante, molte altre persone non ce la fanno ed è per questo che ho voluto scrivere questo post. A Treviso ora per parlare di ecovandali, di scarico abusivo di rifiuti, in particolare in via Campagna, nel quartiere trevigiano di San Liberale, zona critica come segnalato dai residenti, ma nel giro di 2 giorni la polizia locale ha identificato e stangato già 2 ecovandali. Via Campagna a San Liberale le fototrappole non perdonano. Secondo ecovandalo pizzicato in poche ore e non è finita qui. Se il primo, un 33enne straniero, era stato tradito dal mezzo che usava, un monopattino con cui l'11 di agosto era andato a scaricare vicino al cestino del parco giochi sacchi di rifiuti e addirittura un trolley, questa volta destinatario della maxi sanzione da 400 euro è un 27enne, anche lui di origini straniere, ripreso mentre con disinvoltura si avvicinava a piedi al cestino per depositare la sua immondizia. Le fototrappole installate dalla polizia locale in stretta collaborazione con la vigilanza del bacino Priula lo immortalano in pantaloncini corti mentre scarica i rifiuti. Secondo il comandante della locale, Patrick Antonello, non ci si fermerà qui. In quella zona, spiega, si erano verificati più episodi a opera di persone diverse che abbiamo prontamente scoperto e penso che nei prossimi giorni avremo altri nomi. Gli ecovandali sono dunque avvisati, verranno, conclude il comandante, sanzionati tutti. Da Treviso a Far di Soligo, dove si susseguono gli avvistamenti del lupo, meglio sarebbe dire dei lupi, perché in azione ci potrebbe essere un branco, con il sindaco Mattia Perencina che lancia un out-out. Se la situazione si aggrava bisogna decidere se spostarli o abbatterli, parole forti che innescano il dibattito. E a parlare anche la proprietaria di Leone, il cane è sbranato proprio dai lupi nella notte tra martedì e mercoledì. Se dovessero esserci delle situazioni di pericolo non bisogna tirarsi indietro, o c'è lo spostamento del lupo in questione o del branco se viene individuato, o anche l'abbattimento. Non posso pensare di avere dei lupi in centro paese e che seminino panico e preoccupazione davanti alla porta di casa delle abitazioni e alla popolazione. È una sorta di ultimatum quello che il sindaco di Fara di Soligo lancia alle istituzioni nelle ore in cui si susseguono gli avvistamenti del lupo, anche se meglio sarebbe dire dei lupi. A Col San Martino diverse sono le segnalazioni dopo la morte di Leone, cane maltese di 11 anni sbranato poco distante dalla porta di casa. Leone è uscito come tutte le notti perché è un cane anziano, ha bisogno di uscire la notte, mi chiama, lo porto fuori e dopo 10 minuti rientra. Ho visto che non rientrava, ho sentito qualche guaito e sono scesa e non ho trovato niente e ho cominciato le ricerche e poi verso le 9 del mattino ho trovato purtroppo i resti. Arianna Piazza torna così sulla lunga notte vissuta in via Callonga, in particolare sull'incontro ravvicinato con il lupo che le ha portato via Leone. Ho passato tutti i filari alla ricerca del cane, del mio cane, e io e mia figlia l'abbiamo visto a una ventina di metri da noi che stava scendendo verso il basso, era lì sì. Tante sono le case senza recinzioni in questo angolo di Marca, sullo sfondo le pianezze, da cui potrebbero essere scesi lupi, magari lungo le sponde del vicino torrente Raboso. Lo stesso sindaco ha emanato un avviso pubblico con una serie di raccomandazioni, come quella di non tenere i rifiuti organici fuori di casa, non solo. Tenere i cani al guinzaglio se si va in passeggiata e di evitare appunto magari di avvicinarsi anche allo stesso lupo. Quanto all'appello di Perencin con relativa opzione trasposta
spostamento e abbattimento in paese, nonostante i timori, non ci sono dubbi. Siamo noi qua che abbiamo occupato lo spazio dell'animale, del lupo o quello che vuoi dire, insomma, qualsiasi altro animale. Siamo noi gli ospiti. Spostati, sì, se riescono a spostarli, ok. Abbattuti no. Ammazzati no. Spostati, recuperati su un posto, ma ammazzati no. Anche per loro l'ecosistema è cambiato e saranno venuti qua per qualche motivo. Quindi non abbatterli. Non abbatterli. 24 interventi per una spesa complessiva di 1 milione di euro. Sono i lavori di manutenzione straordinaria delle scuole superiori che la provincia sta mettendo in atto durante l'estate. A Treviso i lavori riguardano la realizzazione di un nuovo bagno per disabili al Ricatti Luzzati e il rifacimento del quadro elettrico della palestra sempre nello stesso istituto. Al campus di Lancenigo si sta intervenendo nella realizzazione di linee elettriche, ma interventi sono in corso anche a Motta di Livenza, Conegliano, Montebelluna, Vittorio Veneto e Castelfranco, lavori che saranno conclusi entro l'inizio dell'anno scolastico tra poco meno di un mese. Vigilia di Ferragosto, il Piave meta ambita dai trevigiani e non solo dai trevigiani, ma attenzione ai divieti. Il sindaco della Pietra e il sindaco di Spresiano hanno trovato questa mattina falò pronti per essere accesi. Lovadina sul Greto del Piave, una meta ambita dai cittadini per trascorrere una giornata in mezzo alla natura, ma attenzione ai divieti. Il primo fra tutti è quello di balneazione. I rischi insidiosi di questo fiume sono noti, ma non a tutti. All'inizio dell'estate ci sono state delle vittime. I controlli non mancheranno, soprattutto per i falò. Il caldo e la brace potrebbero innescare incendi fra la vegetazione. Il sindaco della Pietra nella mattinata si è trovato di fronte a falò che erano stati già accesi ed altri pronti per esserlo. Il picnic dovrebbe essere fatto nei luoghi adibiti. Noi abbiamo un'area attrezzata poco distante da qui siamo proprio sul Greto del Piave e fatalità siamo venuti qua e mi sono accorto che ci sono dei falò per così dire creativi, e ricordiamo che anche i fuochi a terra sono vietati, per cui ecco, questo tipo di costruzioni meglio evitarle, insomma. Il sindaco a malincuore ha dovuto rimuoverlo. Per chi vuole cercare il refrigerio da questo caldo, il primo cittadino consiglia: se ci si vuole bagnare e rilassare nell'acqua, ci sono le piscine pubbliche dove c'è anche il bagnino e si rischia sicuramente meno, quindi dai. A buon intenditor poche parole sui controlli, poi spiega. I controlli ci saranno, però ecco, non è che dobbiamo avere una task force che vada più di dire venite al Piave, godetevi il Piave, però evitate di buttarvi in acqua perché i rischi sono tanti. Rispettare la natura è d'obbligo, evitate di abbandonare i rifiuti. Abbiamo trovato una ciabatta, dei sacchetti di patatine, un po' di roba, adesso li raccoglieremo, delle lattine di birra. Insomma sì, cerchiamo di mantenere puliti i luoghi che si frequentano, ma questo non solo per il Piave, tutti i luoghi che andremo ad occupare a Ferragosto, manteniamoli puliti. Chi trasgredisce rischia una sanzione salata. E adesso tra l'altro con l'abbandono di rifiuti c'è stato un aggravio, per cui attenzione perché pare si arrivi o c'è un progetto per far arrivare fino a 12.000 euro di sanzione, quindi io eviterei, ecco, è un consiglio quello che do. Però al netto di questo io credo che l'ambiente e il territorio vadano rispettati. Abbiamo la fortuna di vivere in un territorio meraviglioso, perché dobbiamo lordarlo per cosa? Poi insomma, portiamo a casa i rifiuti, siamo tutti felici e anche noi di non fare le sanzioni. Altra meta, il Montello, e anche qui ci sono delle raccomandazioni. La nostra collina la stiamo promuovendo a livello d'area, insomma ci sono tantissime cose che si può fare sul Montello, da un giro nella natura del Montello, perché ricordiamo da solo camminare oppure fare anche un po' di sport, bicicletta, come è una palestra diciamo naturale nel nostro Montello, a quello di trasformarsi in qualche ristorante a gustare del buon vino e un buon cibo. Il Montello, oltre al Piave, sono le due tappe scelte maggiormente dai cittadini che hanno deciso di trascorrere il Ferragosto nel Trevigiano, in mezzo alla natura, nel bosco, magari riparati dal solleone che in questi giorni sta mettendo a dura prova tutti. Insomma, ingredienti che piacciono molto. Il sindaco Maccari chiede di prestare attenzione a quando ci si siede per il picnic in un prato, perché il più delle volte sono aree private.
È la collina di tutti, ma sono aree private che vi consiglio, se vedete un bel prato, di comunque chiedere ai proprietari se potete stare sul prato e godervi insomma la natura che il Montello vi offre. La raccomandazione ripetuta ogni anno è quella di non gettare nei boschi o nelle aree verdi i rifiuti. Insisto, attenzione alla sporcizia, cioè non abbiate cura del territorio perché il territorio vi restituisce tanto. Chi verrà pizzicato a lasciare sacchetti rischia la multa, anche salata. Le zone saranno presidiate per garantire la sicurezza di tutti e per evitare di far trasformare il Montello in una discarica. Intanto la Regione ha confermato fino al 16 agosto in Veneto l'allarme per disagio fisico legato al gran caldo e non ci resta che guardare con il nostro generale Giancarlo Iannicelli le previsioni del tempo per il fine settimana. Permane l'ondata di calore perché è attivo ancora l'anticiclone africano che si appropria di tutta proprio la nostra penisola, però garantisce tempo soleggiato per questo lungo fine settimana ferragostiano. Prevediamo infatti per Ferragosto, per sabato e per domenica cielo in prevalenza sereno, insomma gran sole. Certo ci sarà un'attività di cumuli durante il pomeriggio, a metà giornata, che non daranno effetto, almeno generalizzato sulla pianura, qualche temporale invece localmente anche intenso sui rilievi. Domenica potremo avere dei cumuli un po' più intensi, ecco, una copertura maggiore del cielo, ma senza grossi fenomeni. La settimana successiva continuerà con queste caratteristiche, a metà però cominceremo a avere, come vedete dalla carta del tempo al suolo, un sistema perturbato, altri sistemi perturbati che tendono ad abbassarsi di latitudine, quindi a lasciare infiltrare aria instabile su di noi. Questo potrà dar vita, scontrandosi con l'aria calda che permane sulle nostre zone, a temporali. Intanto per questi prossimi 3 giorni i venti saranno deboli, di direzione variabile, con locali rinforzi. Le temperature meritano un discorso a parte perché saranno ancora molto alte per domani e dopodomani, 36-37 gradi. Poi tenderanno a calare da domenica, comunque anche la prossima settimana si manterranno al di sopra dei 30 gradi. L'Alto Adriatico è previsto tende al poco mosso. È tutto. Così dunque il nostro generale Iannicelli, noi adesso andiamo a Belluno. Nel Bellunese, dove crescono le preoccupazioni per la linea ferroviaria Ponte nelle Alpi Calalzo, fondamentale per collegare la Valbelluna e il Cadore, il rischio è che venga ridotta a semplice servizio stagionale per turisti con gravi ripercussioni su pendolari e attività locali, come ci racconta Tiziana Bolognani. RFI l'ha scritto nero su bianco nei propri documenti ufficiali e d'altro canto è un fatto che dal 2023 ininterrottamente la Ponte nelle Alpi Calalzo chiude per diversi mesi. I lavori di ammodernamento della linea sono reali da settembre a dicembre e poi da marzo a giugno di ogni anno, almeno fino al 2027. Sarà così e i timori che la tratta dolomitica venga depotenziata per chi bazzica l'ambiente sono concreti. La possibilità di ridurla a collegamento turistico nei soli periodi di alta stagione rischia di lasciare scoperto il servizio ordinario strategico per chi vive, lavora o studia in Cadore. Nelle scorse ore sono arrivate le smentite categoriche dell'assessore alle infrastrutture della Regione Veneto Elisa De Berti e del senatore calaltino Luca De Carlo. Il senatore De Carlo è stato anche sindaco di Calalzo, quindi la montagna la conosce. Se ci ha dato le rassicurazioni, io spero e sono convinto che le ha date a ragion veduta. Commenta così il presidente di Confcommercio Belluno Paolo Doglioni, perché il sol pensare al taglio o al depotenziamento della linea sarebbe un durissimo colpo anche per l'economia locale, anche perché tutti guardano alla Legacy Olimpica per sperare nella riorganizzazione globale dei servizi per la montagna bellunese. Ho letto delle cifre, 3,5 milioni stanziati per la ferrovia di Calalzo. Beh, insomma, l'elettrificazione che arriva fino a Belluno. E anche questo cominciamo a ragionarci. Se da Belluno per andare a Venezia o Padova veramente non c'è una via crucis come oggi c'è, ecco che viene sfruttata tutti gli operatori, chi lavora ma anche il turista, non prende più la macchina, viene in treno e questo porta un beneficio a tutta l'economia. Confcommercio teme perciò che la marginalizzazione della tratta potrebbe spingere pendolari e residenti a rinunciare al treno, aumentando così traffico e disagi sulla viabilità stradale già congestionata.
La montagna sta soffrendo, ma la montagna è un'opportunità, specialmente in questi tempi in cui il grande caldo è anche nostro alleato. Qui si vive bene, c'è una certa tranquillità anche sociale. Sfruttiamo queste cose. È chiaro che non possiamo diventare un paese di vecchi dove i giovani vanno via. Sul punto interviene anche la sindaca di Pieve di Cadore, Cindy Manusci. Non ho ragione di suonare le campane a morto, annota, ma una bella campanella d'allarme sarebbe più che mai opportuna. Ci sono poi i temi della sanità, stop alla mappatura dei NEI negli ambulatori pubblici. L'ULSS 1 Dolomiti si adegua alle linee guida della sanità veneta che escludono il servizio dal percorso di prevenzione, una decisione che fa ovviamente discutere, come ci racconta sempre Tiziana Bolognani con Tommaso Migotta. Non sarà più possibile per chi si rivolge alla sanità pubblica effettuare la mappatura digitale dei NEI. L'ULSS Dolomiti ha depennato il servizio seguendo le nuove linee guida regionali. L'obiettivo dichiarato è concentrare le risorse sulle visite dermatologiche mirate riservate ai casi con sospetta lesione, ma la decisione fa a pugni con i numeri impietosi. Nel Veneto il melanoma della pelle rappresenta il 5% dei tumori e nel bellunese è il sesto tumore più frequentemente diagnosticato nella ULSS 1, con una incidenza che pone il territorio al pari dell'Australia e della Nuova Zelanda. La notizia ha fatto fare un balzo sulla sedia chi guarda la prevenzione come unica strategia per la diagnosi precoce che non può essere delegata ai medici di base. L'alternativa resta il privato, con costi non alla portata di tutti. Preoccupazione viene espressa da Covesap Veneto. Già c'è difficoltà per i cittadini ad accedere alle visite dermatologiche, che sono fondamentali per la prevenzione. È giusto lavorare sull'appropriatezza, però in questo caso dei dubbi ci sono perché questo l'hanno sollevato gli stessi medici di medicina generale che in questo momento inviano i pazienti, ma sembra che l'ULSS chiederà a loro una prevalutazione. L'ULSS 1, tramite recenti dichiarazioni della direttrice sanitaria Maria Caterina De Marco, vista la cancellazione dai LEA della mappatura dei NEI, ha diffuso linee guida ai medici di medicina generale e agli specialisti invitati a fare la prescrizione della visita dermatologica con il quesito diagnostico di nevo sospetto. Ma i sindacati dei medici di medicina generale hanno respinto al mittente. Mi metto anche nei panni del medico di medicina generale, non può avere le competenze per diagnosticare tutte le malattie che esistono, no? Per questo il suo lavoro è quello di inviare allo specialista. Quindi c'è questo gap, che a noi preoccupa molto, perché significa eliminare quella che è la prevenzione. Che resta il tema centrale, riconosciuto dalla stessa ULSS Dolomiti, che da tempo ha lanciato la campagna Sana, melanoma sì, melanoma no, per la prevenzione del più aggressivo dei tumori cutanei, il cui principale fattore di rischio è l'esposizione ai raggi solari. Ci insegna tutta la letteratura sulla medicina, che è la prima cosa su cui investire, che porta anche grande risparmio di spesa, oltre che risparmio di sofferenze per i cittadini, perché le cure sono molto più impegnative della prevenzione. Sul tema si invoca un confronto tra associazioni dei pazienti e Regione per trovare un equilibrio tra sostenibilità del sistema sanitario e tutela della salute. 140 servizi specifici di controllo sulla raccolta funghi in provincia di Belluno hanno portato all'accertamento di 24 infrazioni per un totale di circa 2.700 euro di sanzioni amministrative. Ne dà notizia il nucleo dei carabinieri forestali che tra le violazioni riscontrate più frequentemente evidenzia la raccolta di funghi senza permesso e quantitativi eccedenti i limiti di legge. In provincia di Belluno i funghi possono essere raccolti dai maggiori di 14 anni fino a un massimo di 3 kg al giorno, tutti i giorni della settimana per i soli residenti. Ai turisti la raccolta è consentita nelle giornate di martedì, venerdì, domenica e tutte le festività infrasettimanali. Per i residenti non è dovuto il contributo, mentre per i turisti le tariffe variano da un minimo di 8 euro a un massimo di 100 per l'abbonamento annuale. Chiudiamo così questa edizione con una comunicazione di servizio. Non ci resta che farvi gli auguri per un buon Ferragosto da parte di tutta la redazione di Antenna 3. Subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.